La prima commissione ha quasi all'unanimità deciso di azzerare il quorum, quindi praticamente non ci saranno delle sorprese per mancato raggiungimento del quorum nel quesito referendario. Il referendum per la fusione dei comuni di Quero e di Vas si terrà domenica 27 ottobre dalle 7 alle 22, ma prima occorre sciogliere il nodo del quorum costitutivo. Attualmente è troppo gravoso per i due comuni che hanno la maggioranza della popolazione residente all'estero, circostanza che rischierebbe di bloccare l'iter virtuoso intrapreso da più di un decennio. Per questo in prima commissione il capogruppo regionale del PDL, Dario Bondani, ha chiesto l'azzeramento. Oggi, contestualmente all'indizione del referendum da parte della Giunta regionale, la Commissione ha elaborato un progetto di legge che prevede l'abbassamento della soglia richiesta dal 50 al 30%. C'è la sicurezza che questo percorso, che è partito parecchio tempo fa, ha un suo fine, ha un suo traguardo finale ed è praticamente l'unione dei comuni di Setteville. Il quesito referendario che i cittadini di Quero e Vas troveranno nella scheda sarà il seguente: è lei favorevole al progetto di legge numero 324 relativo alla istituzione del comune di Quero Vas mediante fusione dei comuni di Quero e Vas? Il referendum si terrà in una sola giornata e il suo costo a carico della Regione sarà di massimo 20.000 euro ed è un passaggio importante che consentirà a Quero e Vas di essere i primi comuni in Veneto a fondersi e diventare un modello di efficienza ed efficacia per tutte le amministrazioni che hanno iniziato un processo di razionalizzazione. La proposta di abbassamento del quorum dal 50 al 30% viene giudicata una soluzione di buon senso. Le fusioni dei comuni, dice Bond, non devono essere ostacolate, soprattutto in un momento come questo. Ringrazia il vice sindaco di Quero, Bruno Zanolla, che dice: abbiamo poche risorse, portare la gente a votare è sempre più gravoso, senza considerare che abbiamo un'altissima incidenza di iscritti all'AIRE. Azzerare il quorum non significa mettere in discussione il ruolo della consultazione referendaria. Si tratta di un referendum consultivo che lascia spazio ai cittadini e alle loro opinioni, senza il balzello del quorum.